Amici bellini, vi sorprenderò questo martedì, vi sorprenderò perché con la buona pace di chi dice che io difendo sempre Gattuso o di quelli che dicono non l'hai difeso abbastanza, io vi devo far notare una cosa oggi che nessuno ha notato, né io, né Guido, né voi nei commenti nella live di ieri, che per me inchioda Gattuso in questa partita e per me lui è responsabile del gol preso Gattuso proprio così. Quindi cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, ci divertiamo oggi, eh? Ci divertiamo perché io non voglio sapere niente, non voglio sapere niente assolutamente di disonestà, di cose strane. Belli questi capelli, ha belli capelli, ha belli capelli. Allora ragazzi, mettiamo le cose in chiaro perché oggi faremo un approfondimento bello preciso con Lavagnetta e qualche immagine anche per comparare, perché il fallo di Osimhen non mi va giù. Non mi va giù. Quello che invece mi va giù, e vediamolo un attimo, perché non si sa mai, sento nell'aria qualcosa, un ronzio. Hai visto? Hai visto il ronzio? E vi spiego perché. Vi devo spiegare il perché. Guardate, prima di tutto guardate com'è bella, perché è bellissima. I diavoli rossi. I diavoli rossi. Il signor Dries Mertens, la maglietta del Belgio, secondo me bellissima, secondo me inguardabile, e vi devo scagionare il signor Dries Mertens nell'azione del gol, ma ve lo spiego però bene. Voi nel frattempo non dimenticate che su Calcio Store 24 trovate queste magliette da anche altro, trovate mascherine, trovate tute, trovate magliette di tutti i tipi, eccetera eccetera, con prezzi vantaggiosissimi. Non dimenticate di mettere il coupon 1926 perché facciamo vedere a loro che voi siete gli amici bellini e quindi poi controlliamo tutto quello che dobbiamo controllare. Promozione allungata fino al 10 maggio, la maglietta è straordinaria e la indosso proprio per fare questa cosa, perché avete memorizzato tutte le cose? Benissimo, perché dobbiamo andare al sodo, al conquibus. Vai, è 1 e 2, è 1 e 2 e 3. Con tutto il cartellino e tutte le cose belline. Sapete perché lo devo scagionare a Mertens? E ve lo spiego subito, perché il Napoli negli ultimi minuti è passato al 4-3-3, signori miei. Dovete guardare bene l'azione da gol e se non la trovate, perché negli highlights non trovate niente, a proposito negli highlights ufficiali della Serie A non trovate nemmeno il fallo di Osimhen, il presunto fallo di Osimhen con conseguente annullamento del gol. Non era un'azione importante, evidentemente, era solo il 2-0 che chiudeva la partita. Uno scandalo, un vero scandalo. Ma a parte questo, io quando qualcuno mi dice giustamente ma Mertens stava passeggiando, non è andato a fare il pressing sul cross, sul lancio lungo, eccetera eccetera, di Duncan, io dico sì, Mertens è vero, stava lì, però stava solo. Come mai stava solo quando noi sappiamo che con il 4-4-2 in fase difensiva ci deve essere Elmas lì, non essendoci Zielinski? E mi sono fatto la domanda: dov'è Elmas? È mai possibile che Elmas ha deciso da solo di non stare lì? Era una fase confusa, un calcio da... No, signori, tornate indietro di qualche minuto e vedrete che Elmas è mezzala sinistra con l'errore clamoroso, e qua Gattuso me lo deve spiegare e non me lo spiegherà perché è in silenzio stampa. Il Napoli finisce per paura, per timore, per errore, per presunzione. Potrebbe essere anche una cosa più offensiva il 4-3-3 rispetto al 4-4-2, al 4-2-3-1, però con il 4-3-3 ti devi difendere meglio e lo sappiamo, il 4-1-4-1. Signori miei, Demme, Elmas e Bakayoko mezzala non può essere proprio. Errore grave, gravissimo, errore di paura, di presunzione, tutto quello che volete voi. Sciorinate nei commenti e ditemi voi che tipo di errore è un errore grave. Al massimo tu, se vuoi passare 4-3-3, Bakayoko deve stare al centro e mai mezzala. Demme lo può fare la mezzala, Bakayoko mai, perché nel 4-1-4-1 le mezzale devono fare il primo pressing e non scherziamo proprio, ve lo faccio vedere anche nella Lavagnetta. Dopodiché ovviamente Mertens resta solo e quindi Politano e Insigne dovevano fare le
laterali che accompagnavano i terzini. Non ci siamo. E questa cosa, se non l'ha detta nessuno, se la dirà qualcuno poi, perché adesso sono a New York le 21:19 a New York. In Italia è notte, non ho guardato nessun tipo di trasmissione, vi fidate di me, siamo amici bellini. Io ho visto questa cosa qua, qualcuno la dirà, qualcuno la vedrà qua e poi la dirà, non ci interessa proprio, quello che vedo io quello dico. E quindi sì, Gattuso. Dopodiché facciamo ulteriore approfondimento prima di passare alla lavagnetta. Ci sono delle immagini che vi faccio vedere qua in piccolo. Allora, perché Insigne si comincia ad innervosire? Lo dice proprio chiaramente. Guardate queste immagini. Oltre a un contatto su Lozano, insomma, dove non chiama nemmeno il fallo, ed è molto più fallo di quello di Osimhen, c'è un altro contatto Insigne-Nandez, dove Nandez si mette davanti, lo sposta, Insigne cade facile. Sono d'accordo, non è fallo. Quello su Lozano per me è fallo. Quindi se dovresti chiamare quello, se non chiami quello, non puoi chiamare ovviamente quello di Nandez, ma non puoi mai, assolutamente mai, chiamare una mano che non si appoggia nemmeno, che sfiora il corpo, la schiena di Godin, che già è in volo a lisciare il pallone, e chiamare un fallo che il VAR, visto che quello per me è un chiaro e evidente errore, dovrebbe chiamare. Ma sappiamo che le regole sono fatte apposta per romperci, per fare, insomma, no, per romperci, per fare confusione, perché nella confusione sguazzano i potenti, e quindi quando l'arbitro ha valutato, il VAR non può intervenire. Peccato che lo stesso Mazzoleni invece, quando l'arbitro aveva visto su Bakayoko, su Teo, invece ha detto no, vieni a vedere, intervengo. Quindi 2 pesi, 2 misure in una continuazione. Ma va benissimo. Queste sono le immagini che fanno, che testimoniano perché poi Insigne si intestardisce, si incazza, si demoralizza e va su tutte le furie, e smette anche di perde anche le lucidità nelle ultime occasioni che abbiamo. Ma io insisto, la partita l'avevamo comunque portata a casa 1-0, 2-0, sprecando molto, sfortuna, bravura dell'avversario, mancata bravura nostra, tutto a posto. Però è grave, è molto grave quello che fa Gattuso nei minuti finali, perché comunichi molta paura alla squadra e poi fai un errore proprio di concetto. Ora si potrebbe anche dire però alle volte tu difendendoti, perché io per primo ho detto non dobbiamo rischiare, magari tu difendendoti porti a casa il risultato e parliamo di 3 punti, va benissimo. Resta l'errore di concetto però per me, non è un errore passare al 4-3-3, ci può stare come idea, io mi mantengo più risultato. L'errore di concetto è fare un 4-3-3 con Demme al centro e Bakayoko mezzala, non si può proprio fare. Tutta la squadra si schiaccia e prendiamo il gol meritando di prenderlo, proprio meritando. Questo è per quanto riguarda la situazione qua. Dopodiché andiamo a fare l'Amrabat, perché è importante vedere come stavano in campo. Facciamolo subito l'Amrabat. Aspetta così. No, non è così che la volevo vedere. Aspetta, la porta, aspettate un attimo. Com'è bellina, è proprio bellina. E mi dovete dire voi come si chiama, e faremo un sondaggio su Instagram, seguitemi su Instagram e capiamo come si chiama, perché guardate com'è bellina, è tutto suo padre, ma anche un po' sua madre. Dove stai? Vieni qua. Mammina, cosa hai fatto? Cosa hai combinato? Un capolavoro, brava. Mettiti qua che dopo dobbiamo allattare. Dai. Allora, signori miei, parliamo di calcio, ma quando mai? Così si schiera il Napoli, si sa. Meret non mi ha convinto proprio. Fa il miracolo, ma guardatevi bene dove arrivano i miracoli. Prima di tutto, ok, nel primo tempo, sulla parata che fa, sulla girata di Pavoletti, vabbè, il tiro di Zappa prende il palo, Meret non ci arriva, era difficile. La parata che fa con Pavoletti, gli resta il pallone là, dopodiché Nandez gliela tira addosso, quindi là potevamo rischiare
fischia 2 gol ci poteva fare il Cagliari in quel caso, quindi Meret per me e poi sul miracolo che fa dopo sull'altra girata di Pavoletti è solo al centro dell'area e decide di rinviare con i pugni invece di bloccarle, assolutamente solo, palla sua. Dopodiché mi chiedo se poteva intervenire con coraggio su quel cross che non è un cross, è un lancio da 5000 metri e anticipare proprio l'intervento di Nandez, evitando proprio l'imbarazzo a Yusai eccetera eccetera. Se la chiama, interviene, va in tuffo, si prende il pallone e la partita è finita, quindi non mi ha convinto proprio Meret. Di Lorenzo non c'è male, Manolas non c'è male, Koulibaly non c'è male, anche se un pochino l'ha sofferto Pavoletti nel primo tempo, molto meglio nel secondo tempo. Per me Yusai ha giocato benino, resterà la macchia di non aver seguito Nandez fino alla fine. Non mi ha convinto come nelle ultime partite Fabian, mi ha convinto Demme che è stato più regista di Fabian, si è fatto vedere molto di più davanti a lui. Fabian l'ho visto proprio in affanno, proprio la sofferenza del caldo, forse la giornata calda, cosa che poi ha sofferto anche Zielinski, che comunque tra le linee si è fatto vedere, ha creato molto, ma non aveva il piede dell'1-0 oggi, non riusciva proprio ad essere pericoloso. Un paio di volte ha tirato, ha colpito anche lui il portiere. Stesso dicasi per Insigne, che ha colpito più volte Cragno. Ecco perché noi parliamo di tante occasioni, ma non sono occasioni che poi ci possono far recriminare più di tanto, perché dovevamo essere più lucidi, più precisi, più cattivi, e invece molto spesso abbiamo avuto il piedino e così non va bene. Ma è una questione di nervosismo per quanto riguarda Insigne, la sua partita l'ha fatta, l'assist a Osimhen è stato di pregevole fattura, fa lui l'assist poi per il gol di Osimhen, anche quello lì, quindi non ci siamo, anzi no, per il gol poi annullato ad Osimhen è un rilancione di Koulibaly, quindi sotto questo punto di vista Osimhen fa tutto quello che deve fare e bene. Sui movimenti ancora ne dobbiamo parlare, ma il ragazzo secondo me ci farà divertire l'anno prossimo. Lozano qualche spunto lo ha fatto, mi aspetto però molto di più, come mi aspetto di più da Politano. Quando parliamo poi dei cambi, ok, Bakayoko Fabian è un cambio normale di un centrocampista che non ce la fa più, ne entra un altro. Mertens per Osimhen va bene, ma quando entra Elmas al posto di Zielinski e qualcuno mi dice Petagna per Osimhen e lasci magari e metti Mertens al posto di Zielinski, no, io dico un'altra cosa, io dico Petagna al posto di Zielinski, no Petagna al posto di Osimhen. Io dico metti Mertens al posto di Osimhen e fai un pochino così, dopodiché metti Petagna al posto di Zielinski e metti Mertens più dietro, perché Mertens comunque non mi sembra in una straordinaria forma e quindi reggere il peso dell'attacco da solo anche a rincorrere gli avversari non credo sia in grado di farlo in questo momento, e parlo con la maglia di Mertens addosso, quindi non c'è dubbio. Io dico Petagna al posto di Zielinski invece di Elmas, questa era l'idea, per rimanere belli alti e per tenerli comunque il cambio coraggioso che molto spesso Gattuso ha fatto e che abbiamo apprezzato e che ci ha portato a casa il risultato. Non l'ha fatto, ma ha messo Elmas perché evidentemente nella testa sua ha detto con Elmas sono più conservativo, posso fare il 4-3-3. No caro mio, non lo puoi fare, perché dai un messaggio così, e ma poi specialmente il messaggio è col senno del poi. Non posso vedere Demme, Bakayoko così, non li posso vedere. Elmas, Demme, Bakayoko, al massimo posso vedere questo se ti stai difendendo con Demme mezzala, al massimo posso vedere questo. E nel 4-1-4-1 ragazzi Elmas e Demme dovevano stare qua, non poteva essere Mertens da solo qua, non poteva essere lui da solo a inseguire 4-5 difensori del Cagliari, no, dovevano essere loro, e invece nell'azione del gol erano tutti schiacciatissimi, e questa è paura dei giocatori, è la paura che gli ha dato Gattuso, non lo so, sono tutte ipotesi, ma questo è successo nel momento del gol. Mertens da solo qua e tutti schiacciati, così il gol lo prendi e così il gol lo abbiamo preso. Da New York, Valerio Friodo è tutto, questo è tutto approfondimento tattico. Se non vi sta bene non vi sta bene, se vi sta bene iscrivetevi al canale, lasciate un like, io non ce la faccio più, questa è. Poi facciamo un ulteriore approfondimento su quello che è la classifica, su quelli che sono altri discorsi di potere, di dinamiche, di regole e di regolamenti, va benissimo, vediamo come sto, però se dobbiamo fare l'approfondimento tattico lo dobbiamo fare bene, e questa volta Gattuso ha sbagliato, punto. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,